La katana che vedete è stata trovata in un'area verde al confine tra Noventa Padovana e Camin, a pochi metri dalle giostrine per i bambini. La spada giapponese dalla lama di oltre 60 centimetri è stata recuperata dalla pattuglia del pronto intervento della polizia locale del distretto integrato del Brenta. A lanciare l'allarme una residente del quartiere che ha fermato l'auto di servizio impegnata nel controllo del territorio nella zona di via Panà, segnalando la presenza dell'arma. Con tutti gli accorgimenti per evitare di inquinare eventuali elementi di prova, gli uomini del comandante Luca Meneghini hanno prelevato la katana che è stata portata al comando di Noventa Padovana per eseguire i dovuti accertamenti. È stata esclusa così la presenza sulla lama di sangue, materiali biologici o altri elementi sospetti. La spada è stata quindi consegnata all'ufficio armi della questura di Padova. Resta però il mistero su chi possa aver abbandonato in un'area pubblica un oggetto che, oltre a costituire un pericolo, sembra avere un significativo valore economico. Il mio particolare ringraziamento va agli agenti della Polizia Locale di Noventa Padovana che proprio questa mattina, nel consueto giro di pattugliamento del territorio, fermati da un cittadino, hanno rinvenuto la katana in un giardino pubblico. Ci tengo a precisare e a ricordare che il territorio comunale è costantemente sorvegliato, grazie ai nostri agenti e alle forze dell'ordine, ma grazie anche a un servizio di videosorveglianza capillare che proprio in questi giorni verrà ampliato di ben 11 telecamere nella frazione di Noventana.